Essendo andato via da tanti anni, mi succede spesso che un locale che conoscevo scompare o cambia gestione. Io dico spesso che sono nato e cresciuto anch'io in una città che si chiamava come questa, Udine, nel senso che era un'altra città, no? È il destino di chiunque vada via, torni dopo molti anni, trova tante persone che non ci sono più, ma anche i luoghi, le insegne o la gestione dei luoghi è cambiato. Ecco, ma è normale che una città cambi o i cambiamenti che ci sono stati in particolare qui sono stati straordinari? Qui per un po' di anni c'è stata una immigrazione massiccia, no? Io sono venuto a fare dei servizi anche sul periodo in cui la caserma Cavarzerani era piena è stato un flusso improvviso e in larga parte inaspettato, no? Si parlava in continuazione di emergenza. Se vuoi, io anche a volte mi sento, io sono nato a Palmanova, sono cresciuto qui, ho studiato a Udine, ma in qualche modo sono un immigrato, no? Mio padre veniva da Napoli, mia madre da vicino, da Trieste, ma la mia famiglia non aveva radici qui. Quelle erano immigrazioni che avevano tempi lunghi, lenti e numeri più modesti. Chi vive qui da molti anni si ricorda un periodo in cui arrivavano i primi marocchini, in genere si mettevano a vendere i loro accendini, le loro ciaprosaglie in un tavolino nell'osteria, imparavano a dire mandi, imparavano a bere un bicchiere di vino. Anni 90. E anche prima, secondo me, è cominciato negli anni 80, stiamo parlando dei primi marocchini. Poi il fenomeno è diventato soprattutto fino a 1 o 2 anni fa, è diventato così massiccio da essere, è stata come un'indigestione. In città forse i segni del cambiamento sono più evidenti in quartieri come questo, vicino alla stazione. Qui è cambiato tutto, io mi ricordo, ci passavo a volte tornando da scuola, io abitavo in Piazzale Cella, facevo il giro lungo perché questa era una zona... Scusa se ti interrompo, Tony, conosci questa persona? Sì, Flavia. Troppo tanti Bene. Sì, grazie. C'erano molte, qui c'era, penso che non mi ricordo come si chiamava, dormiva sempre sulle panchine qua attorno, un uomo alto, molto silenzioso, che portava sempre uno strano copricapo con una margherita, aveva sempre dei disegni. Questo succede sempre, le zone delle stazioni sono un po' una specie di porto nelle città in cui non c'è il mare, no? Dove c'è chi arriva, c'è chi parte, e quelli che hanno un rapporto delle radici più friabili, meno profonde, stanno nella zona della stazione, quindi è sempre stato un luogo un po' dappertutto, un luogo dove c'è un po' di barboni, dove c'è un po' di prostituzione, dove c'è un po'... Questo fa parte del mondo delle stazioni, no? Vale per Roma, vale per Milano, vale per qualunque posto, insomma. E qui, anche qui era così, io ci passavo perché allora negli anni molti centri in provincia hanno avuto le loro scuole superiori, no? Quando ero ragazzo io venivano da Udine da tutti i posti, no? Quindi allora alla fine della scuola davvero la stazione e l'autostazione erano una folla di studenti e di studentesse, che era una cosa che allora interessava. Noi ora accompagnavamo qualche compagna di classe o venivamo a cercare qualche altra. Passavamo qui dalle parti della stazione, poi la sera da adolescenti venivamo perché qui c'erano, vedevi le donne di vita e quindi lanciavamo quegli sguardi, donne come Flavia appunto, no? Quegli sguardi senza avere il coraggio di interrompere il loro business, ma
insomma, soddisfavamo le nostre curiosità, la nostra morbosità di ragazzi. Era già allora insomma, una specie di confine, no? Come sono sempre appunto le zone, però era un confine, cioè era un mondo conosciuto. No? Sai, quando non conosci ti senti sempre un po' addirittura questa via Leopardi era una via, ancora oggi penso che gli appartamenti avevano metrature da borghesi, non erano le nostre case di Castelcella, cioè era un luogo della borghesia udinese, o almeno della nuova borghesia udinese, no? Quella che forse non arrivava a costruirsi la villa verso Fagagna o sui colli, però in città aveva un appartamento, delle terrazze spaziose. Questo era quella volta la stazione. No? In stazione c'erano appunto i barboni, me la ricordo perché venivo qualche volta quando ho cominciato a lavorare altrove, lontano, arrivavo con l'ultimo treno, era impossibile trovare un taxi perché c'erano i militari che rientravano dalle licenze, era sempre in tanti e prendevano assieme un taxi per andare a Cividale o a Tricesimo e i tassisti di fronte erano ingolositi da queste corse e quindi andavano raccoglievano i militari piuttosto che dare uno strappo a noi udinesi. Era un mondo totalmente diverso. Poi forse non ha senso chiedersi se sia cambiato, se non poteva essere diversamente, è andata così insomma, adesso è immagino che se uno vuole poi fare una speculazione edilizia conviene comprare adesso qui perché immagino che i valori delle case siano calati e sperare che un domani cambi, bisogna accettare poi che la realtà quando è più forte di te, è più forte, è governata da fenomeni che non sono gestibili, bisogna in qualche modo adeguarsi, cercare di capire e basta. Ecco, ma abbiamo fatto una bella una sequenza di fotografie di cos'era questo quartiere qualche decennio fa. Se prendiamo una fotografia di oggi e facciamo una comparazione, cosa c'è di veramente cambiato che salta agli occhi? Beh, innanzitutto gli accenti, no? Penso che quando ero ragazzo io a Udine si parlava una specie di dialetto veneto, no? Io l'ho imparato perché al mercato ortofrutticolo dove andavo a lavorare o in Borgo San Lazzaro, dove sei sta, cosa cazzo ho visto? Ti vedi che piove, io che bevuto massa, questo. E negli anni si è fatto strada il friulano, no? Vino della Beviuntai, una volta il friulano cominciava appena uscivi dai confini del comune, adesso qui non senti né quel dialetto veneto imbastardito né friulano, senti tutti gli accenti, è più facile che senti qualche parlata africana o qualcuno insomma, che parla italiano con la L dei cinesi. Io penso che l'integrazione è un processo difficile che richiede ovviamente la volontà di entrambi, di un luogo che vuole integrare i nuovi arrivati e i nuovi arrivati che vogliono integrarsi in quel luogo. Io mi chiamo Capozzo, ho un cognome napoletano, so parlare friulano, ho voluto impararlo, ho voluto ancora oggi, uno mi dice dove sei, dico ma sono friulano perché sono fiero di essere in parte terrone, di essere in parte triestino, non rinego le mie origini, ci mancherebbe altro, però ho voluto sentirmi friulano. Se l'immigrazione è semplicemente guadagnare dei soldi che in patria non guadagneresti, allora potevi anche restare a casa tua. È ovvio che quando ti affacci a una società nuova ci sono dei valori che chiedono di essere condivisi. No? Per me è molto difficile pensare che tu possa essere integrato in una città come la nostra e poi tieni chiusa tua moglie in casa o le imponi il velo oppure la figlia andrà a fare un matrimonio combinato perché insomma questi sono i nostri valori e questi
Dopodiché puoi mantenere la tua cultura, ci mancherebbe altro, la tua fede religiosa, la cucina, i sapori, la lingua, tutto quello che vuoi. Puoi mettere ovviamente la parabola e guardarti i programmi televisivi di casa tua che forse sono meglio dei nostri, ci mancherebbe altro. Però alcuni valori devono essere condivisi, no? È ovvio, per dire una banalità, ma è difficile che uno si senta a casa sua in Friuli se ritiene l'alcol una cosa del diavolo. Se non vai a bere un taglio, penso che tutti quelli che il medico fra noi gli ha proibito di bere alcol si è disagio quando esci. Quanti caffè puoi bere un giorno? Perché qui quando esci incontri un amico ne bevi un tai, no? Allora è la tassa, se vuoi, che è molto piacevole, resto, che devi pagare per essere parte di una comunità. E qui non si può dire che questo sia un quartiere pienamente integrato, no? È un appendice, sai, a volte mi chiedo dove sono finiti i barboni di una volta, quelli italiani, no? Come questo qui con la Margherita che ti dicevo, tanti che ho conosciuto. È come se fosse arrivata una nuova, succede anche con i pesci, no? Spariscono, sai, le aringhe sono state sempre più a nord perché i mari si sono scaldati, no? In Islanda adesso fanno festa perché c'è arrivato un pesce che prima non avevano, nel Mediterraneo. E così sono gli umani, no? Ogni tanto arriva un protagonista nuovo, si fa largo a gomitate e sparisce un mese. Sembra che gli italiani non abbiano più barbone. No, una volta andavi in stazione, allungavi 200 lire e quello si poteva prendere il berrettaglio. No, è scomparso quel tipo di... Così come, ripeto, insomma, una volta Udine era davvero il centro del Friuli, no? Oggi il centro del Friuli non è più Udine, tranne forse per il calcio, no? Il centro del Friuli sono i centri commerciali, no? È lì che si ritrova che vengono, uno viene da Cividale, quell'altro viene da Tarvisio, quell'altro viene... Ma Udine, sì, forse, non so, quando c'è Friuli Doc, ecco, delle occasioni così, ma... Sai, persino il cinema sono fuori, sono... Ecco, a questo proposito ti volevo dire, mentre gli udinesi, gli italiani, i cittadini di tutto il pianeta tendono appunto a rinchiudersi nei centri commerciali e a svolgere lì le attività di socialità, qui in questo quartiere sono tutti per strada, nei tavolini sui marciapiedi, si chiacchiera, si discute, quindi mi sembra... mentre tu segnali i problemi, che l'integrazione non la possiamo dare per scontata, però qui abbiamo un segnale di una vita che resiste. Sì, però non è... guarda, per me, io dico sempre, quello che al meridione sud Italia è la piazza, no? Tu hai piazza, perché il clima lo consente, o almeno lo consentiva, adesso è cambiato anche il clima. Il Friuli è l'osteria. No, perché non puoi, l'inverno non è che stai in piazza a chiacchierare, è l'osteria, no? È l'osteria per uno che viene da fuori è sorprendente perché nell'osteria c'è il giovane, c'è il vecchio, c'è l'uomo, c'è la donna, non è un luogo, è una piazza, è l'agorà del Friuli, è il luogo dove scherzi, ridi, però parli anche di politica, però parli di cose serie, però ti lamenti, però fai amicizia, però litighi, giochi a calcio, è un luogo dove succedono tante cose. Ora, è quello il punto di incontro. Se uno dice dov'è il punto di incontro qui? Cioè, non a caso non c'è un'osteria, no? Ci sono la vecchia gelateria dove ci sono molti posti dove mangi in fretta e furia o con la calma, come vuoi tu, ma un kebab o un hamburger. Trovami, dov'è la vecchia osteria? Non c'è neanche una, no? E non è un caso, credo che devi arrivare via Aquileia, cos'è, vecchi parrocchiani da una parte e dall'altra parte devi arrivare di fronte a dove c'erano i pompieri. Vedi, io sono uno come la città, tanto devo dire, là dove c'erano una volta cosa, lì dove c'era una volta quest'altro, e tutto c'era una volta, sembra quelle piabe, non posso dirti cosa c'è adesso. Senti, però tutti gli esercizi commerciali qua, compresi i kebab,
servono tranquillamente l'alcol, e ti segnalo una foto che ho scattato ieri di un gruppo di anziani del quartiere dentro un kebab che brindavano con un bicchiere di vino e mangiavano patatine fritte. No, beh, sono belle notizie, probabilmente sono, ecco, i segnali che è un po' come i cambiamenti ambientali, no? Capisci che sempre pensiamo, c'è sempre chi pensa che il mondo debba finire tra pochi decenni, perché poi la natura si aggiusta, si combina, può essere che poi gli anziani appunto vanno a mangiare le patatine dal kebabaro, no? È positivo, ripeto, per me conta di più, ma è un fatto anche di vecchiaia, non è più la Udine che conoscevo io, no? Dopo uno dice è qualcos'altro, è un posto dove si incrociano culture, insomma. Io francamente ci credo poco, ma mi va bene così, insomma. È inevitabile quando diventi vecchio che tu guardi a un passato che non è più perché non è il tuo. Se tu devi dire qual è il periodo migliore secondo la tua esperienza in cui è stato bello essere giovane, io dico gli anni 60, no? Perché li ho vissuti, perché mi ricordo l'entusiasmo, la musica, il rock che arrivava. Qual è il periodo migliore per essere stati bambini? Io ti dico gli anni 50 perché eravamo, non avevamo giocattoli ma ci divertivamo da pazzi, crescevamo nelle strade, nei cortili, nelle piazze. Era il mio tempo. Dopodiché uno si adatta a tutti i cambiamenti, ma appunto si adattano un po', è sospettoso se diventa un entusiasta sostenitore dei nuovi tempi.